Dove siamo nel passo? Passo tonale. Quanti... 1884. Nevica, fa freddo. Questo è il sacrario militare. Emozionante. Vedete? In questo momento mi trovo in Lombardia. 2 passi e sono in Trentino. Manager, mi è venuta un'irrefrenabile voglia di canale numero 5. Posso aprirne una stasera? Come faccio a dirti di no? Non l'abbiamo messa in frigo, ci siamo dimenticati. C'è la neve! Ah, giusto! Evviva! Canale il canale! Una manager a bordo di un camper in viaggio per l'Italia. Tanti influencer da incontrare e un vino da consegnare. Siamo col camper sul passo tonale. Ma porca miseria. Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua. Se arrivate vivi vi aspetto. Io sono Simone Penersoli, abito in provincia di Brescia, in Valle Camonica, alla Sacca, un paesino bellissimo disperso in mezzo ai monti. Ho una filosofia di vita io, voglio portare felicità, che almeno dopo mi torna, no? E funziona benissimo! Guardate chi è arrivato! Ciao, sono qui! Lascio qui il nostro vino e prendiamo il vino dello zio. Nel tuo paese si fanno affari però, Ne ho lasciata una e vado via con 2. Grazie! Canale, iniziamo con le domande che mi hai fatto, Cosa dici quando una cosa ti fa arrabbiare? Pota, Maluro, Andrea, fa che? Ma vai mone allora però, Cosa dici quando sei felice? Pota, ho proprio con te. Vai mona, va, sono proprio contento. Cosa dici quando sei triste? Pota, ho proprio mietà con te. Vai mona, va, sono proprio stufo. Ma allora vai mona e pota sono sinonimi? Ah, più o meno sì, si usano allo stesso modo. Ciao grandissimo, a presto. Sono a Brescia e mamma mia, veramente, non voglio fare quello vanitoso, non è da me. Ma guardate, la situazione qua sulla fronte sta veramente peggiorando. Andiamo anche se piove. Ho i piedi moi. Moi? Bagnati. Ah. Speriamo di essere così fortunato che aspettando qua, per caso, arriva Cristina, estetista cinica. È lei! Mi hai portato la crema che dovrebbe risolvere il mio pentagramma. La vita proprio in generale. Ho 34 anni. Ma guarda, sei anche molto più bello dal vivo che su Instagram. Ah, sì? Ragazze, se poi Veneto è sempre una garanzia. Per esebitarmi ti ho portato... Canale numero 5. Esatto. Perfetto, allora questo problema l'abbiamo risolto. Adesso io vorrei fare un TikTok facendo vedere quanto è bella Brescia. Solo che non so fare i TikTok e non conosco Brescia. E quindi con queste campane io chiedo al signore che arrivi qua anche un TikToker bresciano. Chiedo troppo? Chiedo troppo? Eccolo! È lui! Prego, ho bisogno di te. Lo facciamo qua, no? Questa piazza è importante, no? Sì. Via. Prova a aprire un attimo. Tu sei già su TikTok? Cerca di non giocare troppo il telefono, cioè di oscurarla, ma... Io non puoi capire, figata, cioè sono contentissimo. Ho imparato a fare TikTok, è bellissimo quello che abbiamo fatto. Ma sì, è più facile di quanto pensassi. Ti devo fare un regalo, il minimo. È alcol? Sì. Allora vengo volentieri. Questo è il mio vino. Grazie mille. No, ma grazie a te. No, grazie a voi. No, grazie a te. Grazie a voi. No, grazie a te. Grazie a me. No. Buongiorno, vi racconto un po' l'obiettivo di oggi. Sto scrivendo una letterina a mano, vorrei consegnarla a DJ con la bottiglia ovviamente del canale numero 5. Così speriamo che oggi parlino di noi, di quanto siamo coraggiosi in questo momento a fare una roba così tamata, così matta. Dobbiamo sommergere di messaggi in WhatsApp per avvisarli che c'è una bottiglia che li aspetta con una letterina. Ciao Summer Camp, siete già andati in portineria a ritirare Canal numero 5, il vino di Canal in Canal? Ha appena detto che ve l'ha lasciato giù, andate giù. Grazie, sì, è il canale è arrivato. Ciao, grazie, sì, l'abbiamo ritirato, grazie. È in giro tra l'altro con il suo camper che è passato a salutarci anche, purtroppo non possiamo far salire, non possiamo avere ospiti, altrimenti ce l'avrebbe portato su, ma grazie per averci lasciato questa bottiglia di vino. Grazie mille al canale. È un momento di decompressione prima di fare il prossimo incontro. E chi sarà? Sono in attesa dell'amico Canal che viene giù dal Veneto col camper. Arriverà.
Staremo a vedere. Il mitico attore del Milanese imbruttito, Germano Lanzoni. Speriamo ci racconti un po' cosa fare in questa bellissima città. Delle robe che non fanno tutti, no? Signori, ciao. Canal, direttamente dal camper. Allora, com'è la vita? Sì? L'abbiamo riconosciuto. Porta a vedere un angolino di Milano. Fighissimo. Ah, lì c'è la chiusa di Leonardo. Leonardo non inventò la navigazione dei navigli, sviluppò un sistema di chiuse che ottimava il lavoro delle acque. Milano è una città di sboroni, no? Diciamolo. Però è anche una città che attira da secoli un sacco di gente. Tra la tanta gente che viene, spesso sono anche geniali. Ad esempio il Canal è uno di questi. Folco Orselli, ed è lui che mi ha fatto scoprire questo angolo di mondo. È un crocicchio in cui se ti metti a un certo punto centrale della via, di notte ci sono 3 vie di fuga di cui non vedi la fine, e essere in centro a Milano e vedere 3 strade che non finiscono così in centro è una cosa non facile da trovare. Ti consiglio di andare a fare un salto al palazzo di Massimiliano, che è in via Brisa, zona centro, che si vede come i milanesi hanno accolto la storia di Roma. 4 sassi rimasti lì tra i muri. Siamo nel parco Sempione, bellissimo polmone verde della città. Non va a correre la gente, qua fa jogging, footing, training, workout, passeggio, walking with dog, robe che facciamo noi, ma loro le chiamano in inglese. Questo qua è il bosco verticale. Manager, quant'è che non vai all'estetista tu? Un pochino. Dai, fai vedere il tuo bosco verticale. No, dai. Lì il cartellone della pubblicità sul palazzo. Appena finiscono di costruire questo qua, mettiamo un bel cartellone ground con scritto il canale numero 5. Milano è anche la capitale della moda, e chi meglio di te, manager, può raccontare le tendenze di oggi, il trend di oggi. Io sono bella, sono bella, sono bella, sì, ma non mi frega niente. Io sono bella, sono bella, sono bella. Canale Canale vi fa una bella sorpresa, vi porta in un vero baccaro veneziano in quel di Milano. Wow. Non è pubblicità questo, è che siamo a Milano e facciamo anche un po' di vlog, di food, di beverage. Che bravo! Beverage. Se vuoi restare va bene, va bene. Purtroppo dobbiamo lasciare anche questa meravigliosa città, manager. Canale, vieni qua, tu adesso rispondi tu. Io non voglio sapere, niente, l'avevo detto, vai, rispondi. Cosa? Rispondi! Maria Vergine, Rispondi! Pronto, ciao Chiara. Noi stiamo andando via adesso da Milano. Se possiamo tornare indietro? No, che non abbiamo tempo. No, è che sei col camper, è un casino girare per la città. Se ti portiamo una bottiglia, beh, ma quello sì, dai. No, quello la portiamo una bottiglia. Sono contate. E che se la compri? E Sul sito. Che vada sul sito. se vai sul sito, Cantina Roccat, il canale numero 5 ti viene fuori e... Se la compra. Va bene, ok, ciao Chiara. Si è offesa.